Quarta corsa dall'Arcoveggio in 9 al via sulla distanza del miglio, una condizionata Vosotros, Van Helsing, Venina Sì, Vanda la Guapa, Venduta Barco, Vandina, Ultimo Lord, Uragano e Vortice Leo. I favori per Vanda la Guapa che scatta veloce e si porta a condurre nei confronti di Velina Sì, mentre in terza posizione dovrebbe essere Vento da Barco. Intanto c'è l'errore di Velina Numero Sì 3, Velina SI, che viene squalificato. squalificata, 15-1 i primi 200, in schiena a Vanda la Guappa c'è Vento da Barco, mentre più indietro vediamo la Numero mossa 8, esterna Uragano, da parte di Van squalificato. Helsing che muove all'esterno, la squalifica invece per Uragano, 400 in 31,5 avanza Van Helsing, si trascina Ultimo Lord, terza posizione in corda per Vandina che precede Vosotros, poi Vortice Leo che va a far pariglia proprio con Vosotros. 600 completati in 47,5 con Van Helsing che va in pressing su Vanda la Guapa che si mantiene in vantaggio nei confronti di Vento da Barco e all'esterno Ultimo Lord, più indietro lungo la corda Vandina, ancora Vortice Leo che precede Vosotros, 1, 2 e 6, passaggio al mezzo miglio, controlla la situazione, Vanda la Guapa, all'esterno Van Helsing, alla corda e Vento da Barco, il chilometro se ne va nell'ordine dell'1.17,8, Vanda la Guapa non ha ancora accelerato, 15,2 questo parziale. Vanda la Guappa in vantaggio a 500 dalla conclusione, Van Helsing sempre lì al sediolo, alla corda c'è invece Vento da Barco e siamo al paletto dei 400 metri conclusivi, superato con un parziale veloce in 14,6. Curva finale con Vanda la Guapa che si mantiene in vantaggio, Van Helsing generosamente all'esterno insieme a Ultimo Lord, mentre Numero Vento da Barco 9, ora prova ad Vortice Leo, attaccare. Vento da Barco squalificato. si porta su Vanda la Guapa nel finale, Vanda la Guapa cerca di reggere l'affondo di Vento da Barco che nel finale però passa. Vince Vento da Barco nei confronti di Vanda la Guapa, terzo posto per Van Helsing. 1,15,5 il ragguaglio finale con 29 netto a chiudere, quindi successo per Vento da Barco che era l'alternativa principale a Vanda la Guapa. Antonio Greppi in sediolo in luogo di Enrico Bellei per il training di Andrea Bigliardi. Andiamo a rivedere la retta d'arrivo vista dall'interno e ora ci viene riproposta dalla regia con Vanda la Guapa che cerca la difesa e non le basta chiudere in 29 perché Vento da Barco trainato è davvero cattivo e nel finale passa agevolmente sulla stessa Vanda la Guapa, corre bene Van Helsing, terzo sul traguardo.